Guai a chi ci tocca. Vandali in azione la scorsa notte in centro a Treviso, imbrattato il muro di recinzione del cortile di Cassugana, e se la polizia locale ora indaga per risalire agli autori, ben pochi dubbi sulla matrice ha il sindaco Mario Conte. Siamo dispiaciuti che dovremo spendere dei soldi pubblici, soldi dei trevigiani, per andare a sistemare l'ennesima bruttura derivata da un atteggiamento maleducato di questi centri sociali. La scritta, secondo l'amministrazione, fa riferimento ai recenti controlli effettuati dai vigili urbani all'ex caserma Piave durante l'ultima festa organizzata dagli attivisti del centro sociale Django. Riscontrate una serie di irregolarità, dalla sicurezza alla vendita di alcolici, che hanno portato gli agenti ad elevare sanzioni per 20.000 euro. La polizia municipale non è stata fatta entrare all'interno della struttura, una volta all'interno invece in Borghese hanno rilevato delle irregolarità e come tali sono stati sanzionati, come si fa con tutti i cittadini, e soprattutto facciamo questo tipo di attività per tutelare tutte quelle associazioni per bene che investono tempo e denaro per garantire la sicurezza dei cittadini nei momenti di festa. Lo scontro comune centro sociale è appena iniziato, anche perché l'amministrazione guidata da Mario Conte ha intenzione di seguire la linea del massimo rigore. Noi, come abbiamo sempre detto, vogliamo che si facciano le cose in regola. C'è una convenzione stipulata tra l'amministrazione Open Piave e a quella convenzione devono attenersi.